Ma mettilo lì. Oh, se ne metti un faccio per tenerla. E poi se la cosa lì da per fiera la metterla tipo sotto canestro, solo che anche la vorrei in replay. Però devo controllare perché forse mi posso ritardare quando passa il mano. Però devo fare un test. E riesco a ritardarla di rapido 30 secondi in modo tale che subito dopo l'azione riesco a farla passare in una delle più uguali. Poi ci usiamo la legge. Io anche un po'. Al massimo dopo, sì, vabbè, se è solo per il tempo. No, sto entrando per... Che sembra Natale. Speriamo che ci siamo rotture di cazzo. Poi connettiti al tuo di wifi che serve perché davvero non sta andando. No, vabbè, poi se ti serve usa, se la vuoi non fare. In realtà no, ci sta, ci sta. Tanto lo vedo anche tu. Apri anche il sito. Questo cliccando qua. Adesso si è sistemato, infatti, come si è aperto quanto si è sistemato. Aspetta, ma adesso sto sistemando. Ehi, non sta... Parla? Ah, scatti. Aspetta, ti alzo infatti adesso per cui. Parla ora? Parla. Ah, ma che cazzo. No, no, aspetta, ma hai sbagliato il coso. Sassa, papura Sassa.
Sa. Quindi è tutto pronto per l'ultima sfida della terza giornata di ritorno. Il quadro si completa proprio oggi qui a quarto tra Antonianum e Inoviu Sendri. Nella giornata di ieri si sono disputate le altre partite che hanno visto la Ferrini battere l'Olimpia Cagliari di sole 2 lunghezze e quindi Olimpia Cagliari che si arresta con Sennori e con Ferrini proprio come nel girone d'andata. Mentre le altre sfide hanno visto la Torres vincere per 91-75 contro la Dinamo nel derby sassarese. Nuoro batte per 81-59 il Sant'Orsola. Cus Sassari Calasette è terminata col punteggio di 46-64. E poi, come detto, Olimpia Cagliari 62, Ferrini 64 e Antonianum Sennori è l'ultimo match della terza giornata di ritorno. Ricordiamo anche la classifica per voi amici a casa: Sennori in prima posizione con 24 punti, a seguire Olimpia Cagliari agganciata anche dalla Ferrini in questo momento, poi Calasetta, Coral, Nuoro, Torres, Sant'Orsola, Antonianum, Cus Sassari e Polisportiva Dinamo. E quindi possiamo immergerci nella partita odierna. A saltare ci sono Ubalek e Putignano, Ubalek in quintetto insieme a Puggioni, Tola, Merella e Cordedda. Primo possesso dei sennoresi gestito da Puggioni. Si muove Ubalek che riceve. Tola, la palla arriva sotto da Cordedda, si chiude la difesa, scatta il raddoppio, palla che arriva a Giri Ubalek, forse un contatto, niente, il fischio, l'errore. Quindi Antonianum dall'altra parte, palleggio vivo, subito transizione. Ancora sotto, cerca di svittarsi un tiro complicato, palla che non entra e quindi Ubalek mette palla a terra ma cede subito l'incombenza a Puggioni. Tripla aperta da parte di Merella, secondo ferro per azzanare subito la partita. Rimbalzo di Putignano. Putignano che da quando è arrivato in maglia Antonianum sta viaggiando ad altissime cifre personali. Penetrazione, canestro, primo gol della partita per l'Antonianum, 2-0. Merella dall'altra parte, scarico fuori, Cordedda rifiuta il tiro, lo costruisce per Giri Ubalek, mani fredde per Sennori in questo avvio, extra possesso per Puggioni, altro errore. Rimbalzo di Tola che con una mano sola apre immediatamente per Ubalek, serve Merella, marchio di fabbrica, transizione immediata per i sennoresi, 2 punti e 2 pari. Da parte dell'Antoniano, palla recuperata da Sennori. 8:24 da giocare nel primo quarto. Come detto, per la diretta odierna abbiamo anche lo schermino, vedete la nostra postazione, Papura che si intravede, eccolo qua. Il nostro Papura, vedete direttamente in live quello che accade. Infatti Merella spara da 3 punti nel mentre. 5 punti consecutivi del capitano e porta in vantaggio Sennori sul +3. Infatti amici a casa vedete benissimo come sempre in trasferta Papura in regia e io che mi occupo della telecronaca ma anche della camera con questa duplice valenza. Tiro sbagliato da Putignano, rimbalzo di Tola che guadagna il fischio, anzi infrazione di Tola e quindi si rimane da questa parte. Penetrazione sino in fondo, l'errore da parte di Onnis e poi è Carrucciu a correggere tutto a rimbalzo. Quarto punto dell'Antonianum.
Quintetto degli ospiti che è formato, come detto, da Putignano con la maglia numero 10, Carruccio con la 78, Onnis con la maglia numero 24, maglia numero 8 di Gianmarco Piras. Gran canestro veramente di Ubalek che si fa trovare pronto sotto canestro a chiudere il quintetto degli ospiti con la maglia numero 19, Davide Biggio. Piras scarico fuori per Putignano, rifiuta la tripla, ancora fuori da Carrucciu, penetrazione di sinistro, va sino in fondo, arriva il fallo precedente. Fallo in attacco di Piras, buona difesa di Pugioni, recupera subito il pallone Sennori, 4-7 in questo avvio. Riceve Merella, sotto per Ubalek, palla che non trova il numero 40, subito però Sennori a preoccuparsi della fase difensiva, vuole allungare con i raddoppi, prima linea composta da Merella e Ubalek, in qualche modo l'Antoniano riesce a spezzare la difesa allungata, Putignano fuori dai 3 punti, aspetta il movimento dei suoi compagni, ancora la penetrazione, Ubalek prova a stare con lui. Ottima realizzazione in questo caso da parte di Onnis, primi 2 anche per lui, 6-7. Pugioni ribalta per Ubalek, vicino a lui Tola, non si va da Cordedda, si cerca di cavalcare ancora Pugioni, lontanissimo dal canestro, blocco di Ubalek, Pugioni fuori per Cordedda, si alza da 3 punti, Andrea Cordedda, secondo ferro, e Antoniano che prova a spingere. Tripla aperta, tentata, l'errore, Merella rimbalzo, subito a far viaggiare i suoi compagni, ancora Cordedda sotto per Tola, raddoppiato nell'angolo, posizione difficile di Tola, che intelligentemente fa carambolare il pallone addosso a Putignano. Merella palla in mano, penetrazione di Pugioni, calpesta la linea di fondo e quindi palla per i padroni di casa. Situazioni confuse in questa fase di gioco, squadre che non stanno trovando il canestro con continuità. Penetrazione di Biggio fuori per Putignano, si fa vedere Carrucciu, riceve, penetrazione, scarico per Onnis, Merella gli sporca il possesso, ultimi 7 per i 24, Onnis da 3, l'errore, Cordedda rimbalza. Quindi Merella viaggia in transizione, fa finta di arrestarsi, lo scarico per Ubalek, fallo guadagnato dal lungo nativo di Praga. No. Se non li realizza da vicino va in vantaggio di un possesso pieno. Onnis riceve, spara da 3 punti. Gran tripla di Onnis che ristabilisce la parità qui al Palantonianum di quarto. 9 pari in questo primo quarto della terza giornata di ritorno. Ultimo tocco di Tola. Palla persa è potenziale secondo vantaggio nel match per l'Antonianum. Putignano immediatamente da 3 punti, senza pensarci, gran tripla, 6-0 di parziale per i padroni di casa che vanno su +3. Ubalek apre tutto intelligentemente, ma letto solo per un istante da Onnis. Merella prova il tiro, niente fallo, poi Ubalek commette l'infrazione a rimbalzo.
Ancora Putignano, palla in mano, galvanizzato dopo la tripla, si prende un palleggio di tiro difficile, secondo ferro, Merella rimbalzo, fa il vuoto e prova a spingere in transizione dietro la schiena, si fa vedere Puggioni con la tripla, l'angolo di Puggioni, specialità della casa per Stefanino Puggioni, sblocca le marcature personali, importantissimo trovare le realizzazioni per il numero 5 sennorese, 12-11 per i padroni di casa. Biggio scarica per Putignano, ancora Biggio, palla in mano, si aspetta il movimento dei compagni, Biggio sino in fondo, va a lucrare il fallo. Un saluto anche a tutti gli amici che ci seguono da Seniori, comunque tutti gli amici di Twitch. Mentre arriva il primo timeout della partita. In particolare un gran saluto ai soliti fedelissimi tifosi di Seniori. Saluto a Elia, Jimmy e tanti altri che si sono radunati al bar Cortina per guardare la partita. Un gran saluto a tutti i nostri amici e agli appassionati di pallacanestro. Ricordiamo, terza giornata di ritorno con Seniori imbattuta fino a questo momento. Mentre è bellissimo, ragazzi, come vedete qua, con i tifosi di casa che ci passano alle nostre spalle. Ovviamente bellissima accoglienza. Passaggio a sotto invece. Questa vi facciamo fare un giro anche in camera, ragazzi, anzi gira Papo, vai. Facciamoli vedere gli amici a casa la nostra postazione di oggi. Ogni weekend cambia, Source bellissimo, per ogni weekend cambia. Eccoci qua, questo è il nostro Papura, comodamente seduto. Ciao ragazzi. Tornano in campo le squadre dopo il time out. Potrebbe essere un'idea, Papu. Ogni tanto prendi in mano il telefono e fai inquadrature inedite. Ecco qua, il nostro Papura, come vedete, dal riquadrino in alto a destra, con l'inquadratura inedita di oggi, e va a zoomare sui tiri liberi. Ne abbiamo anche questa novità, sbagliato il secondo tiro libero, rimbalzo di Merella. Cordeda, Puggioni, palleggio vivo, palleggio, arresto e tiro. Di pregevole fattura tecnica, Stefano Puggioni, 5 in fila e 13 pari. 3 minuti e 20 alla fine del primo quarto. Prova a attaccare Carrucciu, è costato a tornare fuori da Putignano, che è un lungo eclettico, il numero 10, capace di ricoprire tutti i ruoli all'interno dell'attacco dell'Antonianum. Palleggio vivo, gran finta, sino in fondo. 2 punti appoggiati al vetro. Dall'altra parte c'è Cordeda, scarica per Ubalek che non prende bene la mira e sbaglia da vicino. Onnis è già dall'altra parte, si arresta Onnis, arriva il fallo, 2 liberi. Gran canestro in precedenza di Urru, di mano mancina. Iniziano i cambi anche per la Inovius Seniori. In campo Alessandro Verric, ma soprattutto in campo con la maglia numero 24 Simone Piras, che torna tra i 12 per la Inovius Seniori dopo le battaglie di Gorizia. Ovviamente torna in campo anche da neolaureato, quindi tanti auguri a Simone. Quindi giornata doppiamente particolare per il numero 24, fratello del coach. Onnis non sbaglia, a cronometro fermo, 17-13 per l'Antonianum, massimo vantaggio di questa partita. Come vedete nel riquadro in alto a destra, con un inside proprio su Simone Piras, che dopo 13 partite torna a giocare con la maglia di Seniori. Che bellezza, amici a casa, avere anche questa inquadratura che ci permette di vedere ancora più nel dettaglio la partita, ringraziando ovviamente Papura. Tola spinge per Piras, fuori per Cordeda, passaggio rischioso, ben letto da Carrucciu,
e già dall'altra parte l'Antonianum aggiunge 2 punti con Biggio, 19-13, essendo richiamata assolutamente alla reazione. Fuori media rispetto ai punti segnati nei primi periodi la Inovis Sennori, con le polveri bagnate in questo primo quarto. Si vuole scuotere con Ubalek, si svita al centro dell'area, l'errore ancora una volta da parte di Ubalek, si combatte a rimbalzo, si ostacolano però Tola e Piras, e quindi ne può approfittare l'Antoniano, ma ancora un tiro da 3 punti per Orru. Mandato a bersaglio e l'Antonianum, un gran momento di forma, 22-13, parziale di 10-0 aperto. Tola si prende una tripla in step back, Federico Tola non va, Ubalek a rimbalzo, Ubalek segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare. Giri Ubalek, ci voleva la sua giocata per scuotere i suoi. Capo anche Matteo Cabras al posto di Andrea Cordedda. E cambia anche per gli ospiti. In campo Enrico Piras. Quindi sono ben 4 i Piras quest'oggi, 2 da una parte e 2 dall'altra per l'Antonianum, entrambi giocatori, ovvero Enrico e Gianmarco per Sennori. Come ben sapete, coach Gabriele e suo fratello Simone. Segna anche il libero aggiuntivo Ubalek, riporta i suoi sul meno 6 e poi fallo a spezzare la transizione dei padroni di casa. Fino a questo momento il mio marcatore dell'incontro è Onnis con 7 punti, seguito da Giri Ubalek con 6. Il lunetta Biggio. Segna però il secondo, portando i suoi a 23 punti. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di primo quarto. Verric immediatamente da 3 punti, non entra, la conclusione pesante del nativo di Castelnuovo. Poi si rimane da questa parte, Ubalek prova a realizzare col tabellone, poi però c'è un doppio fallo fischiato a Cabras e Putignano. E il possesso torna all'Antonianum. Situazione abbastanza rara, un doppio fallo e quindi palla che trova Antonianum. Sennori che non riesce a concretizzare. 58 secondi prima della fine del primo quarto. Arriva il fallo di Simone Piras che manda in lunetta nuovamente Biggio. Sbaglia nuovamente il primo Biggio. Realizza il secondo, 2 su 4 negli ultimi 2 giri in lunetta per Biggio, 24-18 a favore dell'Antonianum. Verlic, Tola ancora per Piras, prova ad attaccare la difesa a zona, Ubalek ribalta per Tola, non scarica, finta il passaggio, tira da 3 punti, tanti errori dai 6,75 per Sennori, ancora un extra possesso, bravo Simone Piras a garantirlo ai suoi, poi si alza da 2 punti Giri Ubalek, 20° punto dei suoi, 24-20, ultima azione, non c'è discrepanza fra i due cronometri, si gioca con un solo cronometro. Putignano
Orrù scarica per Putignano, si prende la tripla quasi allo scadere, il tiro non va, finisce il primo quarto di gioco, 24 Antonianum, 20 Innoviu Sennori. Sennori che perde il primo quarto, così come era successo anche in occasione con l'Olimpia Cagliari. Vedremo la reazione dei Tauri. No? Sì. Per seguire il campo, seguire. Sì, amici a casa, sarebbe bello. Questo quasi è un time out stile Sky Sport, stile Eurolega, che vedete qua. Io adesso zoom leggermente, ma come vedete dal riquadrino in alto a destra Papura vi sta portando all'interno dei due time out, prima quello senorese e poi quello dell'Antonianum. Sarebbe bello avere dei microfoni per sentire quello che dicono i due coach quasi in stile Eurolega, NBA. Comunque bellissimo campo, amici a casa, guardate un po'. Campo dell'Antonianum, questo è il nostro Papura, eccolo qua. E questo è il campo dell'Antonianum, davvero un bel campo. Qua sotto c'è anche la nostra tifoseria, vediamo se Papura riesce a inquadrarla, sì. Tifoseria qua sotto, come vedete, fedelissimi. Per noi amici a casa è davvero un piacere potervi regalare anche queste nuove inquadrature. Perché come i ragazzi in campo si fanno valere, anche noi fuori dal campo vogliamo darvi queste novità. E sicuramente i playoff ne arriveranno delle altre, quindi rimanete connessi mentre si torna in campo per l'inizio del secondo quarto. 24-20 per l'Antonianum. Ricezione tripla da parte di Piras, più 7 Antonianum, non poteva iniziare nei migliori dei modi la squadra di casa questo secondo quarto. E quindi Verlik, Merella per Cabras che si fa vedere alla testa del tiro libero, ancora per Verlik, bravo a scaricare per Ubalek, non trova il canestro, riesce a trovare il rimbalzo solo per un istante Cabras, poi Antonianum è dall'altra parte. Putignano, scarico fuori, subito il tiro, tentato ma sbagliato. Ancora Verlik sino in fondo, alza la parabola. Canestro del numero 14. Tutto l'estero offensivo di Alessandro Verlik. 27-22 il parziale. Penetrazione fuori ancora per Bigio, scarico per Tiragallo, mette palla a terra, ma commette frazioni di passi. Ubalek fuori per Verlik, ancora Ubalek, si vuole svitare, tiene bene Putignano in questo caso, Cabras ci mette la mano, il passaggio era destinato a Verlik e quindi dall'altra parte coast to coast da parte di Piras, guadagna il rimbalzo e Valluetta con libero aggiuntivo. 29-22 e potenzialità di tornare sul più 8 per l'Antonianum. Realizza Piras 6 punti, una tripla e un canestro con fallo che mantiene a distanza Sennori. È entrato anche Paolo Marreu con la maglia numero 16.
quest'oggi compleanno di Paolo Marreu. Infatti tanti auguri al nostro ministro della difesa. Sbaglia Cabras da vicino, ancora Putignano a fare la voce grossa. Dall'altra parte ricezione da parte di Orru, penetrazione, scorribanda di Orru, sfortunato nei pressi del ferro, si combatte, 2 liberi in arrivo per Tiragallo. Ritornano in campo Cordedda e esordio nel match per Federico Spano. Due punti convertiti dall'Antonianum, che torna sulla doppia cifra di vantaggio. Tola fuori per Marreu, torna da Merella che si alza da 3 punti, Merella non va, poi ci crede per un attimo, tocca il pallone ma non basta. Scatta nel raddoppio Marreu, prova a contenere, poi alza Putignano per Tiragallo che realizza da vicino, ottimo impatto del numero 17 e massimo vantaggio assoluto nella partita, più 12. Verlik, difesa zona che sta scommussolando i piani della squadra di coach Piras. Marreu si alza da 3 punti, primo ferro per Paolo Marreu. Putignano fronteggiato da Cordedda, si muove sotto Tiragallo, ribaltato il lato per Piras che tira da casa sua, primo ferro e rimbalzo di Merella che spinge subito dietro la schiena per 2 volte, ancora Merella sino in fondo, scarico direttamente però tra le braccia di Orru che spinge per Putignano, immediatamente da 3 punti, primo ferro, si combatte e rimbalza ancora Merella ad avere la meglio, dietro schiena di Merella, si trascina il pallone fuori. E altro time out in campo, chiamato da coach Piras. E niente amici a casa, partita complicata fino a questo momento, con i Tauri sotto di 12 punti, un campo davvero difficile considerando anche che l'Antonianum si trova zona bassa di classifica e vuole risalire per tentare l'aggancio playoff. Partita esatto, molto complicata come scrive il nostro fedelissimo Oscar Cabras, ma sicuramente i Tauri hanno dimostrato che in questo campionato in un attimo possono mettere in campo un parziale, ma è anche bello vedere le squadre che si attrezzano durante la settimana e preparano la partita proprio contro il Senior, difesa dell'Antonianum molto efficace fino a questo momento. Ed ecco cosa serve questo riquadrino, per fare un po' di analisi tecnica tra un time out e l'altro. Ad ogni modo coach Piras ha strigliato i suoi, si è sentito fin qua e siamo sicuri che adesso ci sarà una gran bella reazione, però esatto, ha chiesto molta più difesa, un po' sta mancando, ma sicuramente gran bella partita, ripeto, in un gran bel palazzetto. Fallo fischiato a Cordedda, anzi infrazione di passi di Onnis e subito recupero per i sennoresi con coach Piras che chiama i suoi alla risposta. Riceve subito ed attacca Federico Spano, gran canestro, meno 10, si alza anche Capitan Merella per scuotere i suoi. Penetrazione di Piras che ha avuto assolutamente un ottimo impatto in questo match.
guadagnarsi fallo che lo manda nuovamente in lunetta, può salire così a quota 8 nel suo match. Solo Ubalek in doppia cifra in questa sfida a quota 11, per l'Antonianum 7 punti di Onnis e diventano 8 quelli di Piras, che dalla panchina è il miglior marcatore dei suoi. 5 minuti e 40 alla fine del secondo quarto, Senori sotto di 11 lunghezze, Puggioni ribalta per Tola, si fa vedere Cordedda, riceve adesso, si muove Spano, non servito Cordedda, gran movimento sulla linea di fondo, sale e realizza con l'aiuto del vetro la locomotiva. Andrea Cordedda con uno dei suoi più classici movimenti. Orru, scorribanda di Orru, contenuto da Cordedda, si va fuori da Onnis, rifiuta il tiro, ancora Onnis, buon scivolamento di Puggioni, Onnis per 2 volte, arriva anche il terzo tentativo, ma Senori dice no, e quindi Puggioni per Cordedda, vuole attaccare, Cordedda si avvicina al ferro, non riesce a chiudere, e poi Piras fermato dal fallo. Ma io? Amici a casa che in trasferta, come ben sapete, potete votare i pronostici per i prossimi 2 minuti per chi vince il primo tempo. Fallo nel mentre, dopo che Puggioni si era impossessato del pallone, chiedo a Papura conferma il pronostico per chi vince il primo tempo, quindi potete votare per i prossimi 2 minuti chi secondo voi vince il primo tempo. Queste sono tutte le chicche di Twitch che ci permette di interagire in chat pronosticando anche il risultato. Ricordiamo che l'ultima partita la nostra Eleonora del Vescovo ha addirittura azzeccato il punteggio finale, dicendo all'intervallo che il Senori avrebbe vinto di 9 punti, e così è stato. Grande Eleonora, ancora deve ritirare il suo premio, nel mentre inflazione dei passi di Cordedda, e si rimane sul meno 10 a 4:38 alla fine del secondo quarto. E ovviamente ringraziamo tutti i 133 che sono collegati in questo momento su Twitch. Per noi è una soddisfazione immensa, così come lo è stata anche ieri in occasione della partita di promozione, ricordiamo terminata dopo 2 supplementari, purtroppo sconfitta a Senori, ma è stato bellissimo vedere 60 persone collegate di sabato sera per la partita della promozione, così come è davvero un piacere vedervi sempre connessi per le partite della C. Stiamo facendo grandi numeri, ma il merito è davvero vostro, che ci supportate sempre, amici senoresi e anche amici dell'Antonianum e amici appassionati di pallacanestro. Tripla di Puggioni dall'angolo, è la sua mattonella, 3 punti per Puggioni, e Senori che reagisce, torna sul meno 7, e chi se no, Stefano Puggioni. Ancora un Russi, alza da 3 punti, costruita bene all'1,69 ma sbagliata, e quindi Tola spinge per Puggioni, si va sotto da Ubalek, ancora per Cordedda, si avvicina a canestro, 2 liberi in arrivo per Cordedda. Ogni volta che arriverà una tripla vi invito a guardare il riquadrino in alto a destra, così vedete anche le mie esultanze. Farò sicuramente questo gesto, ma molto spesso faccio anche questo per gasare i ragazzi, e vi assicuro che loro dal campo la sentono la nostra presenza, soprattutto in trasferta. Quando segnano molto spesso guardano verso di noi per sentire il calore, e come sempre anche in trasferta c'è la nostra tifoseria, magari non al completo come in quel di quarto, però davvero ragazzi è un piacere poter assistere a queste partite della pallacanestro Senori. Dunque 3 minuti e 36, vi diamo anche qualche statistica. Ecco qua, mi abbasso un po', ma pure mi ingrandisce, mi riposo leggermente. No, non mi vedo, mi devo alzare un po'. No, va bene, lasciami così.
qualche statistica fino a questo momento. Abbiamo 8 punti per Enrico Pilas dalla panchina da parte di Antonianum, 2 per Gianmarco Pilas, 3 per Putignano, 4 per Tiragallo, 5 per Bigio, 7 per Onnis, 2 per Carruccio, 5 per Orru. La panchina che sta facendo la differenza per l'Antonianum, che è una squadra comunque corta rispetto a Sennori. Sennori che sta trovando 11 punti da Ubalek, 2 da Verlik, 5 da Merella, 2 da Spano, 7 da Pugioni e 2 da Cordedda. Un solo tiro libero tentato da Sennori può aumentare in questa speciale statistica con Cordedda in lunetta. Sbaglia il primo Andrea Cordedda, che nell'ultima partita ha litigato e non poco dalla linea della carità. Sbaglia anche il secondo Andrea Cordedda, 0 su 2. Si rimane sul 36-29. Carruccio, tornato Putignano, si cavalca ancora Pilas con la maglia numero 5, aspetta il movimento dei suoi. Carruccio riceve, Pugioni si fa ingolosire dal pallone, ancora Carruccio contro Tola e poi l'ultimo a toccare il 78, vince questa battaglia Federico Tola. Sì, con l'aiuto di Federico Spano che ci ha messo lo zampino. Ottimo l'approccio di Federico Spano in questa partita, proprio Spano a ribaltare, Pugioni, Tola dall'altro lato, piedi a posto, Federico Spano da 3 non riesce però a realizzare, quindi Tola, palleggio vivo sotto da Spano, ancora Tola, non prende il tiro clamorosamente perché sa che c'è Andrea Cordedda, 3 meglio di 2. Ci stavamo chiedendo del perché non avesse tirato Federico Tola, perché 3 è meglio di 2. Gran passaggio e gran tripla di Andrea Cordedda, si scuote Sennori dai 6,75 e poi palla persa dell'Antonianum e Sennori è tornata sul -4. Sì, Papura si potrebbe assicurare una gran scommessa, ha scommesso ha pronosticato, non scommesso, sul vantaggio Sennori a fine di intervallo con i punti canale di Twitch, ma qua c'è un cambio della rimessa, si rimane da questa parte con gli arbitri che si sono consultati. Non ci spieghiamo sinceramente del perché. In ogni modo rimessa Antonianum, 2 minuti e 30 alla fine del secondo quarto. Fallo di Cordedda. Vediamo che fallo è per Andrea Cordedda, forse il secondo. Aspettiamo la segnalazione. Primo fallo soltanto di Andrea Cordedda. Realizza il primo Ru. Non trema la sua mano neanche nel secondo tiro libero. Nuovo +6 per l'Antonianum. Sennori che ha rosicchiato qualcosa ma qua perde un pallone banale, quindi transizione con tripla aperta per l'Antonianum sul primo ferro. Non paga Dazio Sennori, ma anzi guadagna il rimbalzo con Cordedda che va a subire anche fallo. Pugioni sotto per Ubalek, pallone difficile, niente fallo dalla trappa e poi vanno giù in 2. In qualche modo Putignano supera la metà campo, ma c'è Spano che ruba palla e va a subire anche il fallo antisportivo. Ottima giocata difensiva di Pugioni e Spano.
Il nostro Sissio chiede dove lo troviamo il sondaggio, penso in alto nella chat. Ah, è già scaduto Alessio, per quello non lo trovi, durava 2 minuti. Ma tranquillo. Quando sta finendo la partita. Ormai era il pronostico di fine secondo quarto, ma ne arriveranno altri, carissimo Alessio. Salutiamo ovviamente nuovamente i nostri amici di Senori collegati da casa. Un salutissimo ad Alessio Ted e Giuseppe Lodde che non sono qui con noi. Saluto anche ad Alberto Cuccaru, i nostri dirigenti che anche se non sono con noi ci supportano sempre. Il rimbalzo di Onnis dall'altra parte, prova a correre ancora la squadra di casa con Pilas, si svita il tiro, l'errore potete gustarvi anche dal tra questi ultimi 90 secondi di secondo quarto con Ubalek sino in fondo, l'errore ancora Ubalek, 2 liberi in arrivo per Giri Ubalek, quasi in stile riquadro MotoGP direi, amici a casa. Meno 3 per Senori, è tornata a un possesso pieno di svantaggio. Sbaglia secondo Ubalek, rimbalzo da parte di Carrucciu. Passi di Pilas, anzi di Orru. Tola per Ubalek, ancora cavalcata la difesa zona dal coach dell'Antoniano. Vassino in fondo, Puggioni realizza ma il gioco era fermo. Quindi Stefanino Puggioni in lunetta con 2 liberi per riavvicinare nuovamente i suoi. Trema la mano di Puggioni, meno 1 Senori che assolutamente è tornata in partita, è stata anche sotto di 12 punti. Onnis contro Cordedda, palleggio vivo, ancora fuori per Orru. Si prende il tiro da lontanissimo, palla che non prende neanche il ferro. E salutiamo anche il nostro Rich Slice, non avevo letto il suo messaggio, siete veramente in tanti, ogni tanto tra un commento e una virata di camera guardo i vostri messaggi in chat. Salutiamo il nostro Rich Slice, ieri protagonista con la promozione, rimbalzo di Puggioni che serve Cordedda, dall'altra parte ultimi 40 secondi di secondo quarto, scambiano Cordedda e Giri Ubalek sotto canestro, un duo pazzesco sotto le planche, confezionano altri 2 punti e perfetta parità, quota 39. Si avvicina del punto di temperatura. E un saluto anche a Omar Caretta che ci segue direttamente da Varsavia, eccolo qua, grandissimo Omar. Quest'oggi c'è Alessandro Pisano al suo posto in panchina, purtroppo Alessandro Pisano è ancora infortunato. Il nostro Omar, che ovviamente dirigente e accompagnatore sarebbe riduttivo per Omar,
è stato anche giocatore, ma tuttora ricopre il ruolo di psicologo della squadra, quindi io sottolineerei questo aspetto, poi approfondiremo anche nelle prossime settimane, lo vorremmo portare come ospite, mentre Cordeda ci prova da 3, l'errore, Ubalek combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco è proprio il suo, anzi Tola con un miracolo salva, ma in mano a Carrucciu. E ne approfitto in vista degli ultimi 10 secondi per chiedere proprio a Omar cosa ne pensa di questa partita. Voglio un commento tecnico da parte di Omar Caretta, ci prova Carrucciu sino in fondo, l'errore, 2 secondi, un secondo, Ubalek da lontanissimo, palla che non arriva neanche nei pressi del ferro. Finisce il primo quarto, finisce il primo tempo, Antonianum 40, Seniori 39 e rimanete collegati per il terzo quarto di gioco. Muri.
No. Sen, morì.
Vai, 4:27 alla fine del terzo quarto. Ripristinati anche i problemi di audio. Purtroppo abbiamo staccato il microfono all'intervallo ed è saltato tutto, ma sono voluti quasi 6 minuti per ripristinare l'audio. Putignano, terzo quarto importantissimo del numero 10, tutta la classe. Jonathan Putignano, 53-49. Merella per Pugioni, si fa vedere Tola, Sennori che è tornata sul +1, ma poi nuovamente rispedita indietro dall'Antonianum. Ubalek a posizione, guadagna il fallo. Cordedda per Pugioni, palla in mano, si fa vedere sotto Cordedda, c'è Tola dal lato opposto, si alza per la seconda tripla di terzo quarto, non arriva la realizzazione, quindi ancora l'Antonianum si vuole distendere. Putignano dietro la schiena, Merella lo raddoppia ma non le cattive. pronostico per 2 minuti. Vi ricordiamo che da adesso potete votare un nuovo pronostico che durerà soltanto 2 minuti per votare chi vince la partita, immagino, chi vince il terzo quarto. Non finisce nel 21 stanza del periodo della quarta quarta. Ancora Putignano ad affrontare Cordedda, vuole isolarsi nell'1 contro 1, chiuso benissimo da Cordedda e quindi è costretto a tornare fuori da Piras, stoppato da parte di Ubalek e poi bravo Cordedda a limitare Carrucciu. Dall'altra parte Merella sotto per Cordedda, si fa vedere Ubalek, palla dietro la schiena ancora per Merella. Pugioni è libero per sparare da 3, secondo ferro. Putignano, arriva il fallo, 3 liberi per Jonathan Putignano. Saluto anche a tutti gli amici di Castelnovo, in particolare alla zia di Alessandro Verlic. Due su 3 per Putignano, 55-49, torna sul +6 l'Antonianum che è riuscita a contrastare e tamponare l'emorragia del rientro di Sennori. E continua la difesa a zona che tanto ha messo in difficoltà la squadra di coach Piras. Cordedda si arresta a centro area, fallo e 2 liberi. Salutiamo anche Roberto Luva, piano piano si collegano tutti i fedelissimi come i fratelli Merella. E non poteva mancare ovviamente il nostro fedelissimo piccolo tifoso Tommy James che scrive dal mio account gentilmente concesso e ovviamente manifesta tutta la sua fede per i sennoresi, come è giusto che sia. Realizza ovviamente il primo Andrea Cordedda.
sbaglia il secondo, rimbalzo di Putignano. Sino in fondo sbagliato, Pugioni immediatamente a servire Ubalek in qualche modo per Merella, che ha spazio con il sottomano. Canestro più facile della serata, ma comunque importantissimo per il -3. Blocco di Tiragallo che si fa vedere a canestro, ancora la penetrazione dinamica da parte di Orru, cadendo all'indietro, gran canestro in questo caso. Ancora Pugioni, palleggio vivo, subisce il fallo, anzi secondo l'arbitro fallo in attacco di Pugioni. Non si spiega neanche il numero 5 questa decisione. Carrucciu, fuori ancora per Orru, si vuole servire sotto Putignano, lo scarico per Carrucciu, altra penetrazione, fuori ancora per il numero 79 che va corto sul primo ferro, numero 19 chiedo scusa, che va corto sul primo ferro, e quindi Pugioni apre per Cordedda, palleggio vivo subito, tiro da 3 punti di Cordedda, primo ferro, poi tocca a Merella, è proprio l'ultimo a deviare la sfera, pallone che torna all'Antonianum. Come mettere poi in ritardo l'immagine di questi 20 secondi per fare replica di Scarico di Carruccio, ancora fuori per Orru. Bigio ha scaricato per Orru che non ha avuto la prontezza di tirare, ha commesso infrazione di passi. Segui l'ultimo minuto dal riquadrino così. Cordedda vuole andare fino in fondo, Cordedda l'errore, rimbalzo di Tiragallo, si fa male Putignano, già dall'altra parte Bigio, fino in fondo, due liberi. E noi amici a casa vi vogliamo regalare una chicca. Negli ultimi secondi dei quarti teniamo l'inquadratura in alto a destra, lo zoom sul campo, il nostro Papura si adopera, anziché avere sempre l'inquadratura fissa su di me. Gli ultimi secondi del quarto saranno sfruttati con queste inquadrature particolari. Spero che apprezziate amici a casa, nel mentre il lunetta proprio Bigio con due liberi sbaglia il primo. Non paga Dazio Sennori, 0 su 2 per Bigio e quindi ultimi 40 secondi in arrivo di terzo quarto. Pugioni palla in mano, si fa vedere Cordedda, si svita Cordedda, usa il fisico ma non riesce a trovare la via del canestro. Discrepanza di 10 secondi tra i due cronometri. Carrucciu nell'angolo, ancora Bigio, ancora Orru. Carrucciu riesce a controllarla in qualche modo. Palleggio vivo, penetrazione, vuole andare sino in fondo contro Veric, tiro difficile, infatti alla meglio Sennori. Pugioni si arresta, Pugioni l'errore, Carruccio a rimbalzo, vola e commette fallo. Come vedete panchina sennorese con Alessandro Pisano che non può essere schierato, ancora in box. Realizza prima Matteo Cabras e ringraziamo Luci di 34. Luke de 34 che si è abbonato
al nostro canale di Twitch. Sbaglia però Cabras, ci mette una mano Spano, ma il pallone torna all'Antonianum. Tre secondi, 2 secondi, Putignano deve tirare, Cordenda però gli scherma la conclusione e si va a riposo sul 57-53, più 4 Antonianum in vista degli ultimi 10 minuti di partita. Sarebbe bello tenerlo così tutta la partita, tutto il quarto quarto. Ma sulla panchina sì. In generale sulla... In generale così. Oppure gli ultimi 5 minuti, boh. Cosa dici? 34, questo è quello che ringrazio devo fare. Fino a questo momento, amici a casa, vediamo, aspetta, giriamo l'inquadratura, mi faccio vedere anche da qua. Troppo zoom. Eccoci qua, abbiamo sfondo, come direbbe Andrea Scanu, contentissimo dello sfondo che non è verde. Ecco qua il nostro Papura, dove sei? Voilà. Torniamo al campo che è meglio, amici a casa. Quindi ultimi 10 minuti di partita, fino a questo momento 24-20 il primo quarto in favore di Antonianum, 16-19 il secondo per Senior, 17-14 per Antonianum. Questo terzo quarto, 12 punti per Onnis, 13 per Putignano, 8 per Piras, questo è il bottino dell'Antonianum, mentre 14 per Ubalek, 12 per Merella e 9 per Pugioni. Recita nei tabellini senioresi. Iniziata adesso il quarto quarto con Seniori sotto di 4 punti. Ci pensa Piras da 3, tripla impossibile, mandata a Bercele dal numero 5 che sta dimostrando di avere questi tiri. Cabras, ricezione difficoltosa, gli sporca il possesso Putignano. Pugioni dall'angolo, a spazio per prendere la mira, Pugioni non va, Cabras vola a rimbalzo, controlla il corpo. Matteo Cabras, fondamentale questo canestro per contenere subito la tripla pronti via di questo quarto quarto. Piras, scarico fuori, penetrazione di Orrussino in fondo, fallo di Verlik. Riceve Putignano, immediatamente spara Putignano, l'errore giganteggia, però tira a galla rimbalzo. Orru. Orru per Putignano, finta il passaggio, ancora il numero 10 che però si trascina il pallone fuori, palla persa e Seniori che può tornare in attacco sotto di 5 punti, 8,50 da giocare.
Penetrazione di Verlic, fa saltare il suo uomo, si arresta, tira l'errore, rimbalzo di Tiragallo. Costretto a tirare l'Antoniano, ma alla fine dei 24, tiro difficile, in qualche modo la palla entra con una carambola clamorosa e più 7 nuovamente per l'Antoniano. Verlic, ancora Puggioni, passi nel fondo Puggioni, fallo di Tiragallo. Sbaglia il primo Puggioni. Da ripetere però, il primo tentativo non era presente Putignana a rimbalzo. Realizza Puggioni e quindi 6-2-5-7, vantaggio per chi è in attacco. Sino in fondo, fallo di Cordedda, 2 liberi in arrivo. Sbaglia il secondo rimbalzo di Cordedda e quindi Ubalek. Taglio di Cordedda, chiuso da 2 maglie bianche, ancora Cordedda, arriva al fallo. Sale la tensione in questa partita, si fa sentire la posta in palla, arriva un richiamo da parte degli arbitri per la panchina sennorese, anzi fallo tecnico a coach Piras. Se volete capire meglio cosa sta succedendo, vi invito nuovamente a guardare il riquadro in alto a destra, perché in situazioni dubbiose Papura con la terza camera andrà a pescare determinati momenti per portarvi ancora, per farvi immergere ancora meglio all'interno di questa sfida. Diciamo che questa è un po' una chicca in vista dei playoff, ci stiamo lavorando. Possesso per Seniori, un libero regalato all'Antonianum, che è sopra 64-57. Penetrazione di Spano, scarico per Verlic, gran tiro, piedi a posto! Alessandro Verlic, importantissimo il numero 14, un fattore nei quarti. Ho guardato Verlic dall'inizio, ho detto proprio Verlic, Ancora un Rusina in fondo, alza la parabola, non va, il rimbalzo è conquistato da Tola, che può andare dall'altra parte, fallo subito da Tola. E time out chiamato dall'Antonianum.
6:43 dalla fine, Antonianum 64, Seniori 60. Approfittiamo del time out per darvi ulteriori statistiche di questo match, non solo individuali ma a livello di squadra, con l'Antonianum che ha realizzato, come detto, fino a questo momento 64 punti, 24 nel primo quarto, 16 nel secondo, 17 nel terzo, 7 fino ad ora in questo quarto, con un 18 su 27 tiri liberi, ha tirato ben 27 tiri liberi, che sono tanti. Può essere qua la chiave del match fino a questo momento. 14 tiri da 2 e 6 triple mandate a bersaglio. Innovius Seniori, che invece ha mandato lo stesso 6 triple a bersaglio, 16 canestri da 2, però 10 su 17 tiri liberi, quindi si pareggiano assolutamente nel computo dei tiri da 2 e del tiro da 3, ma l'Antonianum ha tirato e segnato 8 tiri liberi in più. Ma è ancora lunghissima, un'eternità in questo sport. 64-60. Arriva il fallo sul movimento sotto canestro da parte di Cordedda, rimessa dal fondo. Sta caricando di falli, dal prossimo sarà bonus. Riceve Ubalek immediatamente con un movimento solo verso canestro. Tutta la tecnica del numero 40, e Seniori è lì a -2. Ancora Orru, girandola dai 3 punti, tripla sbagliata, Ubalek fa il vuoto a rimbalzo, Verlik cede l'incombenza a Tola, si muove Spano dal lato opposto, non viene servito perché Ubalek si prende la tripla, arriva l'errore e in qualche modo Putignano trova il rimbalzo. Può andare Orru, ma c'è Federico Tola, subisce fallo di sfondamento. Che giocatore, specialmente in difesa, il numero 17. È uno spettacolo vedere Coach Piras lì in piedi nella sua panchina che dà indicazioni. L'abbiamo visto ieri protagonista con la promozione, lo vediamo oggi ancora più protagonista con la sua squadra. E lì, come vedete dall'inquadratura che ci regala Papura in alto a destra, col coach molto attivo, diciamo in una situazione leggermente atipica rispetto a quello che stiamo vedendo quest'anno. Quindi i Seniori sotto a 5 dalla fine, quindi è bello anche vedere come gestirà questi momenti. Tola supera la metà campo. Difesa zona mantenuta quasi tutta la partita dall'Antonianum. Cordedda sotto, non riesce a trovare Ubalek. Scarico sotto, gran palla di Orru per Piras, nuovo +4 e salgono i decibel qui al Pala Antonianum. Si stanno avvicinando agli ultimi 5 di partita. Ubalek riceve, giri Ubalek, gran canestro, spazza via tutti e spazza via tutto. Altri 2 per il numero 40 che diventa il miglior marcatore dell'incontro. Orru, palla in mano contro Tola, ancora Orru, arriva il blocco di Tiragallo, sino in fondo Orru si protegge, ma lì c'è Ubalek che gli oscura completamente la visuale, conduce il contropiede. Tola non si prende il tiro, ne costruisce uno migliore per Spano da 3, palla che non entra, costruita benissimo.
66 per chi attacca, 64 per chi difende, 4,40 alla fine. Seniori assolutamente sotto la sua media, segna 80 punti abbondanti a partita, ferma a 64, torna in campo Capita Merella. Putignano fronteggia Cordeda ma lascia il possesso a Orru, ancora Orru, palleggio vivo, ancora il numero 79 a subire il contatto che presumibilmente lo manda in lunetta, infatti così 2 liberi per lui. Realizza Orru, sale così a quota 11 punti. Sono ben 4 i giocatori in doppia cifra per l'Antonianum. Ubalek fuori per Cordedda, ancora per Verlik, si alza da 3 punti. Verlik, primo ferro, Merella tocca ma non basta, poi c'è il fallo di Ubalek. E saranno 2 liberi per Putignano, entrambe le squadre sono in bonus. D'ora in poi ogni fischio sarà giro in lunetta. Antonianum che ha ruotato a 8 in questa partita. Fino a questo momento Putignano ha il minutaggio più alto, nonché anche il migliore realizzatore dei suoi. Anzi no, perché sbaglia il primo, rimane fermo a quota 13. Potrebbe diventare il migliore realizzatore dei suoi con questo tiro libero. E lo diventa, 69-64. Senior invece ne ha 3 di giocatori in doppia cifra. E uno è proprio Merella che scarica Verlik, ribalta per Tola. Vuole andare dall'altro lato per Verlik. Putignano aveva capito tutto, si rimane però da questa parte. Merella, Verlik, vuole attaccare Verlik, va fino in fondo, si arresta a centro area, stoppato da Tiragallo. Cercava più lo scarico per Ubalek che il tiro, forse in quel caso ha capito Tiragallo, e quindi ancora Antonianum con Orru, cerca la penetrazione, bravo Tola a mettersi sulla linea giusta di penetrazione, ancora Verlik, ancora per Ubalek, i due combinano e poi arriva il fischio a favore di Sennori. Puggioni che sta per entrare in campo, ma per Verlik che prima dovrà convertire a cronometro fermo. Realizza il primo Verlik. Realizza anche il secondo. E per i 176 amici collegati da casa avremo 3 minuti e 35 di fuoco qui al Palantonianum. Seniori sotto di 3 e quindi mettetevi comodi perché sarà un gran bel finale. Carrucci palla in mano contro Merella, è tornato anche Puggioni, quindi Merella, Puggioni, Ubalek, Cordedda e Tola. Riformato così il quintetto. Putignano si svita, gran difesa di Cordedda e poi però l'ultimo tocco di Orru e si tornerà in attacco per Seniori con la possibilità, se convertito un tiro pesante, di tornare in pareggio. Cordedda sino in fondo, Cordedda ci prova e la palla è ancora per Seniori. Tantissimi colpi subiti da Andrea Cordedda.
rimessa per Tola, riceve Merella, finta la tripla, penetrazione, scarico per Cordedda, altro riattacco del close out, fatto benissimo da Andrea Cordedda, 69-68, ultimi 2 minuti e 50 in arrivo. Carrucciu, scarico fuori per Onnis che va a subire fallo, altro giro in lunetta, saranno eterni questi 2,40. Che finale, amici. Approfittiamo anche per salutare gli amici che seguono la partita direttamente dal bar da Federico Bianchi. Salutiamo tutti i nostri amici senoresi nuovamente, serve tutto il vostro supporto per portare in termine la vittoria quest'oggi. Non sarà assolutamente facile, Onnis realizza il primo. Sbaglia però il secondo, si rimane sul +2. Puggioni palla in mano, Merella immediatamente da 3 punti, Merella per tornare col naso avanti, sbagliata la tripla del capitano. Cronometro scorre e Tola, bravissimo a passare sopra il blocco e guadagnare il fallo in attacco di Putignano. Dovrebbe essere il quarto fallo, è così, quarto fallo di Putignano. Cordedda, 8 secondi alla fine 24, vuole attaccare, Cordedda non va, Tola ci mette una mano, si lotta a rimbalzo, Putignano combattono. Sotto canestro, vediamo quale sarà la decisione, con Putignano che si dispera. Il possesso che rimane a Sennori. Ubalek non riceve e commette fallo in attacco Giri Ubalek. Quinto fallo di Giri Ubalek. Non l'avevi sentito? Situazione a dir poco confusa, amici a casa, facciamo chiarezza. Fallo sotto canestro di Giri Ubalek, quinto fallo, finisce qui la partita il numero 40 e poi chiedevano il cambio che non è stato autorizzato, si ripartirà dalla linea di fondo, rimessa dell'Antoniano che è +2, 2 minuti alla fine. E altro, è un tempo incredibile. Un paio di episodi non a favore della Innovius Sennori. Con Tola che stava provando a spiegare al tavolo, ma l'arbitro non ha voluto sentire e ha dato fallo tecnico. È già il secondo a Sennori quest'oggi, 2 falli tecnici. Abbassalo un attimo adesso, non ti serve.
mentre ha convertito Ru il tiro libero 71-68, altro libero regalato, sono già due. E quindi Antonianum, palla in mano e sopra i 3 punti, 2 minuti alla fine, Carrucciu rischia di perdere il possesso e lo perde, diabolico Tola in collaborazione con Pugioni, scarica per Pugioni, piede a posto, tripla, Stefano! Pugioni! Parità, tripla di Stefanino che non tradisce le aspettative quando conta e ammutolisce tutto il pubblico del Palantonianum. Putignano si va in fondo, fallo, 2 liberi. Assolutamente d'accordo con quello che scrive il nostro Riccardo Corrias. Quanto gasa Stefano Pugioni. Mamma mia, un giocatore pazzesco, sta regalando ancora una volta una partita clamorosa, specialmente nel quarto quarto. E bisogna metterla quella tripla, mentre Putignano sbaglia il primo libero. Sbaglia anche il secondo. Pareggia così lo 0-2 di Andrea Cordedda e si rimane in perfetta parità. Ultimi 90 secondi. Mettetevi comodi perché sarà un bellissimo finale. Ancora Pugioni da 3, secondo ferro. L'ultimo a toccare però è Cabras. Ci ha provato ancora una volta Pugioni. Tiro che ci stava tutto. E siamo a 200 live, un gran bel numero amici a casa e ovviamente non potevamo che aspettarci altrimenti visto l'andamento della partita. Carrucciu perde un altro pallone sanguinoso, gestiti malissimo questi 2 possessi da Carrucciu che ha deciso di affrettare le operazioni quando non c'era bisogno, si è fatto mangiare il pallone e ha regalato 2 tiri liberi a Merella che adesso deve solo pensare a trasformarli. Sbaglia il primo però Enrico Merella, stanchezza che si fa sentire da una parte e dall'altra. Mette il secondo, più 1 Sennori, 72-71, difesa allungata, Orru. Cordedda vuole pressare, si va da Putignano, palla fuori, Merella vicino al recupero, tripla dell'Antonianum, mandata sul ferro, tocca Tola e controlla il rimbalzo. Ultimo minuto appena iniziato. Pugioni ha spazio, penetra, si arresta, Stefano! Pugioni! Palleggio, arresto, tiro, bersaglio! Che giocatore! Stefano Pugioni, time out Antonianum e più 3 Sennori proprio quando conta. Ma che finale! Una squadra che non muore letteralmente mai in una giornata assolutamente difficile al tiro. Ci ha pensato Pugioni, 5 punti che pesano come un macigno in questo finale. E più 3 Sennori, ma è ancora lunghissima questa partita. E che partita sta facendo Federico Tola? Una partita magistrale in difesa, magistrale. Ricordiamo agli amici a casa che possono votare l'MVP, lo possiamo fare qua, che dici? Sì, 45 secondi ci può stare, vai. Diamo giusto 3 nomi per questo MVP, io direi Tola per quello che ha fatto in difesa, Pugioni per questi canestri decisivi e Putignano per l'Antonianum. Adesso Papuravi aprirà il sondaggio. Tola, Pugioni, Ubalek, Merella e Putignano.
Rimessa per l'Antonianum, 45 secondi. Orru, anticipato, quindi ancora Orru, deve andare fuori da Putignano che si alza da 3, l'errore di Putignano, Cordeda a rimbalzo, controlla Tola, se ne vuole andare Tola, non arriva al fallo e quindi gestisce, ultimi 25 secondi, discrepanza di 9 secondi fra i cronometri. Tola per Pugioni, penetrazione, ancora Pugioni, vuole andare fino in fondo, Pugioni stoppato però da Carrucciu e lascia 4 secondi, punto 3 sul cronometro, time out in campo. Mi sta morendo il collo. Senza stare con il telefono, ma così è questa qui. Con il nostro nuovo abbonato Luke 34 che scrive: mi stai facendo venire ansia, spero non io Luke. No, secondo forse io con la cosa. Ah, che sta guardando il riquadrino in alto a destra. Comunque devi svelarti, Può essere, infatti a noi ci piace avere spiegazioni dalla nostra chat. Il nostro nuovo abbonato Luke 34, spiegaci il commento e dici anche chi sei, visto che ci sei. Dai, siamo curiosi. Mentre presumibilmente ultimo time out e poi gli ultimi 13 secondi di partita, un segno di sul più 3. Vi ricordo nuovamente che potete votare l'MVP. Per il momento sta vincendo Pugioni, immediato, 8 voti per lui. Rimessa a Seniori, 4 secondi per concludere. Perde palla Tola, incredibile ingenuità in questo caso. Carrucciu palla in mano, Putignano, 7 secondi alla fine. Carrucciu penetra, scarico direttamente tra le braccia di Merella. E forse il pallone recuperato della partita. E va in lunetta Enrico Merella. Fatto i giri e pratica. Realizzato il primo dal capitano, più 4 Seniori a 3 secondi alla fine, a un passo dalla 13ª vittoria in questo campionato in altrettante partite. Realizza anche il secondo. Antonianum che tira da lontano, palla che non entra, finisce la sfida Seniori dopo una battaglia e una clamorosa rimonta nell'ultimo quarto e negli ultimi minuti, grazie a un immenso Stefano Pugioni. Nell'ultima frazione riesce a spugnare il campo dell'Antonianum per 71-75, onore alla squadra di casa che si è battuta fino alla fine ma non ha potuto niente contro lo strapotere anche in una giornata con cattive percentuali. Seniori riesce a vincere la 13ª partita in altrettante sfide, primissima, ancora di più dopo la sconfitta dell'Olimpia Cagliari. E ricordiamo così il parziale finale: Antonianum 71, Innovius Seniori 76. Vi salutiamo con l'immagine dei giocatori di Seniori. Ricordiamo 18 i punti di Ubalek, 3 di Tola, 7 di Verlik, 3 di Cabras, 15 di Merella, 4 di Spano, 16 di Pugioni, 10 di Cordedda. Dall'altra parte
13 di Enrico Piras, 4 di Gianmarco Piras, 14 di Putignano, 6 di Tiragallo, 8 di Bigio, 13 di Onnis, 2 di Carrucciu e 11 di Orru. Sennori vince per 76-71 e sbanca il Palantonianum. Vi ringraziamo tutti quanti amici da casa che ci avete seguito. Non ho capito. Lasciamo un'altra live, così facciamo pubblicità a un'altra scuola. Un'altra giornata. E se ne va. E quindi nuovamente grazie amici a casa, vi salutiamo con il risultato finale dell'MVP. Stefano Pugioni premiato dalla chat come MVP di questa partita. E vi lasciamo un'altra diretta? Cosa voleva dirci Papula? Diglielo. Sì, lasciamo un'altra diretta, così ieri? facciamo. No, a qualcun altro che è in live, bro. Va bene, vi lasciamo un'altra diretta, non si sa di cosa, ad ogni modo. La nostra diretta è finita, Sennori sbanca il Palantonianum. Grazie a tutti nuovamente, un abbraccio e forza Sennori. Un saluto a tutti, amici a casa, eccoci qua. Papula saluta gli amici a casa. Ciao ragazzi.